Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie regista. Oggi tanta carne al fuoco per Cultura Popolare. Nella seconda parte c'è un'intervista all'erede della grande tradizione libraria dei Tarantola, che hanno fatto proprio di quel tipo di letteratura popolare portata casa per casa prima e poi in negozi attrezzatissimi, e noi avremo l'ultimo grande esponente di questa tradizione di famiglia che ci racconterà appunto la storia e l'attualità della libreria. Ma prima parliamo di due eventi. Il primo riguarda Topolinia. Io chiamo il paese di Topolinia, è diventato il paese dei dialetti, delle lingue locali. È incredibile perché sta avendo un successo tanto da essere esaurito in edicola in tutta Italia la versione dialettale che riporta lombardo, romano, napoletano e siculo calabrese. E quindi vedete bene che questi dialetti, ogni volta che questi denominati dialetti, che noi in questa radio abbiamo sempre chiamato lingue locali, in realtà sono delle vere e proprie bombe umane che resistono a qualsiasi attacco, perché la lingua locale ci sarà sempre, non morirà mai, ma tutte le lingue locali del mondo. Allora Topolinia è il paese dove si fabbrica, non è più i topolini, parlo ovviamente della grande tradizione fumettistica che tutti conosciamo, ma anche le lingue locali, perché l'edizione di Topolino è andata in dialetto, è andata a Roma. L'altra questione riguarda la morte di Fausto Colombo. Non è Furio Colombo, di Furio Colombo abbiamo parlato sabato, giornalista. Invece Fausto Colombo, che è morto nello stesso giorno di Furio, era un grandissimo antropologo, studioso delle tradizioni popolari, della cultura popolare, ma in chiave moderna. Guardate, c'è molta affinità nella mia trasmissione come pensiero rispetto a quello di questo lombardo Fausto Colombo, che ha insegnato all'Università Cattolica e ha rinnovato il concetto di cultura popolare. Cioè lui ha capito che cosa? Che la cultura popolare nel corso del Novecento inoltrato si è trasformato, complice i mass media, in qualcosa che apparentemente sembra altro, ma non lo è. Si è trasformato in spettacolo, in canzone, cinema, televisione, e quella è diventata la cultura popolare. Adesso voi inorridirete di fronte a questa presa di posizione, però non possiamo più pensare che il mondo popolare sia soltanto quello, è anche quello, ed è giusto che riesca a resistere. Però non è più soltanto il folk, la lingua locale, la tradizione, usi, costumi, sagre e feste. Lo è anche quello, perché niente muore mai sotto il sole, state tranquilli. Non muore niente. Nel mondo, nell'universo, tutto è stato mantenuto in forma anche inedita, ma non si è mai perso niente, va bene? Neppure le ceneri, diceva Pasolini, le ceneri di Gramsci, che rimarranno per sempre. Allora, Fausto Colombo, ecco, iniziamo da questo argomento. Fausto Colombo è stato un milanese di origine comasca, che è poi morto a Monza qualche giorno fa, che ha insegnato questi principi che vi sto dicendo. Vi sto dicendo che il mondo mass mediatico è riuscito in qualche modo a trasformare la cultura popolare. Qualcuno di voi, storcendo il naso, dice: beh, per forza l'ha uccisa. No, non l'ha uccisa. Voi dovete capire che moltissime manifestazioni dell'essere umano
sono passate a partire da metà del secolo scorso attraverso questi mezzi di comunicazione, che sono la radio, la televisione, e adesso noi abbiamo assistito negli ultimi 20-30 anni al boom vero e proprio dei social e di altre forme ancora che sono complessissime, ma che riguardano sempre il mondo virtuale. Ci si avvia addirittura all'intelligenza artificiale che riuscirà comunque, nel bene e nel male, a trasformare anch'essa la cultura popolare. Così cultura popolare è diventata canzonissima anziché il determinato varietà, che certo era teatro popolare, ma con la scomparsa dell'idea di teatro come struttura portante nel mondo è diventato qualcosa appunto di televisivo. Il cinema certamente, il cinema ha trasformato l'idea di cultura popolare perché l'ha fatta diventare diciamo incarnazione di attori e attrici famose che si sono prese l'onere e l'onore di tradurre libri, concetti, comportamenti tipici del mondo popolare in qualcosa appunto di visivamente attraente, naturalmente. Noi non siamo diciamo ignoranti riguardo al fatto che tutta questa trasformazione ha comportato anche forme ossessive che sono davanti ai nostri occhi, forme ossessive che vedono l'immagine come sopravvalutata. Però Fausto Colombo l'aveva capito, non possiamo rifiutare il presente e andare a rifugiarci nel passato più o meno lontano. Dobbiamo accettare questo dominio delle immagini che riescono spesso abusivamente, però riescono appunto a trasformare la cultura popolare in qualcosa che pur rimanendo popolare è poi patrimonio di tutti, anche dei giovani per esempio, che nei confronti della vecchia cultura popolare sono piuttosto mal disposti. Così ecco, collaborando tra l'altro con lo staff di Bettetini, che è stato un guru della Cattolica, ha capito tantissime cose del nuovo giornalismo, eccetera, e complice appunto l'uso del giornalismo che è stato fatto, noi vediamo appunto che la cultura popolare ha oramai oggi 1000 manifestazioni. Tra un po' parleremo anche della rivista Grand Hotel, che è stata sicuramente un megafono di cultura popolare. Io, cioè, mi rendo conto che i puristi continuano a storcere il naso sentendomi, però il purismo non porta da nessuna parte, neppure nel mondo dialettale. Il purismo è, diciamo, un'attività che viene riservata a coloro che vogliono rifugiarsi in un passato destinato a morire. Questo l'aveva capito Fausto Colombo e quindi aveva scritto dei libri che cercavano di farci intendere quanto appunto TV, cinema, società andasse nella direzione della trasformazione di questo tesoro meraviglioso della cultura popolare. Rimane il problema che io sempre ho sollevato in questa trasmissione, si badi bene, il problema di come venga e si debba mantenere vivo il rapporto fra cultura popolare e cultura dotta, perché la cultura popolare non va ghettizzata ed è proprio tipico di questa radio, di Radio Libertà, mantenere vivo il cordone ombelicale fra cultura dotta e cultura popolare. Il giornalismo stesso, in fondo, ha una vena fortissima di cultura popolare. Il giornalismo diventa non solo informazione, ma anche formazione, perché ci permette di abbordare alcuni argomenti che se no rimarrebbero ostaggio dell'accademia, di un'accademia universitaria o di un'accademia scolastica pura. Io ho insegnato per 40 anni,
ovviamente italiano, storia, filosofia e anche lingua e cultura dialettale, ma non ho mai pensato che la mia funzione fosse slegata dal mondo del giornalismo e della comunicazione. Tanto è vero che appunto da 30 anni quasi conduco queste mie trasmissioni su questa radio. L'importanza che prima si chiamasse Radio Padania, adesso si chiama Radio Libertà. L'importante è che siamo sempre noi che le facciamo, noi in carne ed ossa. Certo, voi direte sì, come immagine, visto che adesso da qualche anno tutto è stato tradotto nel canale digitale della TV, della televisione, che sta avendo, sappiamo, enorme successo, 252. Per forza, perché chiaramente la voce non può più rimanere staccata dal video. Ma questa dimensione tecnica, questa questione tecnica non è una questione fine a se stessa, è una questione che tenta di risolvere ancora una volta, con uno spirito di grande apertura, il problema della comunicazione e comunque cultura, cioè far passare dei concetti. Se questi concetti rimangono nella sfera privilegiata di poche persone, allora vuol dire che quello che noi abbiamo costruito nel mondo moderno ha fallito, ma non è così. E Fausto Colombo lascia un'eredità enorme del clan di Bettettini, della Cattolica, quando appunto sostiene che si andrà sempre avanti su questa linea, perché tutto quello che ha a che fare con la cultura popolare non può più essere soltanto relegata a dei fatti reali vissuti pelle su pelle. Per cui prendiamo la canzone popolare, che è stata declinata soprattutto attraverso la musica leggera, ma non solo, ma certo soprattutto attraverso la musica leggera, è diventata qualcosa di assolutamente seguita e sovrana, sia dai giovani che dai meno giovani. La particolarità, al di là dei gusti e della propensione o meno a far passare un certo genere, tipo Festival di Sanremo o no, rimane il fatto che qui siamo davanti a un'enorme fonte, gettito, direbbero gli economisti, gettito di cultura popolare che si esprime certamente in maniera diversa. È ovvio che nel 2025 i cantanti si comportino sia dal punto di vista scenico che dal punto di vista vocale e dei contenuti in maniera diversa dai cantanti del 1970 e 75, ma è naturale questo fatto, è sempre stato così nel mondo, però portano sempre avanti dei concetti di cultura popolare. La cultura popolare si trasforma, la cultura popolare non è mai la stessa, la cultura popolare acquisisce nuove idee che sono tipiche del mondo contemporaneo. Non è questione di destra o sinistra. Certo, noi siamo orgogliosamente di destra nella misura in cui difendiamo una visione autenticamente liberale, territoriale, è vero, comunitaria, ecco, della società. E però questo non deve farci pensare di tornare indietro nel tempo e di rifiutare quelle che sono le manifestazioni tipiche del nostro presente, perché se no davvero rischiamo di diventare pazzi, di perdere il senno, come Orlando nell'Orlando Furioso, che rimane, secondo me, l'Orlando Furioso il più fulgido esempio di liaison, quindi di legame profondo fra cultura dotta e cultura popolare. È forse il più grande capolavoro della storia della letteratura italiana, Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Ora, ecco, Fausto Colombo l'aveva capito tutto questo discorso e con grande profondità ha trasmesso nei suoi libri tutta una serie di esempi, di concetti e di situazioni. Noi possiamo, faccio un esempio, possiamo essere degli avversori del culto di Mai Bongiorno.
Sì, ma possiamo dire tutto quello che vogliamo sul defunto Mai Bongiorno, sulla sua epopea, sul suo stile. Possiamo essere d'accordo con Umberto Eco sul fatto che era il trionfo della mediocrità, ma proprio la mediocrità di Mai Bongiorno l'ha reso popolare, l'ha reso un soggetto a volte isterico, ma pur sempre inevitabile, ineludibile, di cultura popolare. Ecco, sono cose non facili da digerire, naturalmente, all'interno poi di una visione larga della stessa antropologia, cioè usi, costumi, tradizioni, comportamento e stile subiscono continuamente la temperie tipica del periodo in cui stiamo vivendo. Il rapporto fra uomo e donna è cambiato completamente. Cosa facciamo? Torniamo indietro di 50 anni, ostentiamo quel popolar maschilismo di una volta. Non è più passibile, è suicida, è semplicemente suicida un comportamento del genere. Ecco perché appunto bisogna capire in che maniera tutto si intreccia, anche il mondo virtuale, anche perfino l'intelligenza artificiale all'interno di una cultura che non può non essere popolare. Certo, no, è giusto difendere alcuni principi inderogabili della tradizione. È giusto, la tradizione di ogni genere. Parlo di una tradizione laica, parlo di una tradizione più spirituale, però è giusto farlo nella misura in cui non si può concedere troppo a una visione futuristica. Bisogna riequilibrare le parti, però non si può neanche dare un calcio a tutto quello che sta succedendo di nuovo nel mondo. Allora, tra le altre cose sta succedendo un fatto che i discussi cosiddetti dialetti, cioè quelli che noi chiamiamo idiomi, lingue locali, buttati fuori dalla porta, rientrano dalla finestra in maniera massiccia. È uscito nei giorni scorsi in gran parte d'Italia la versione dialettale di Topolino. È stato un boom. È stato un boom tanto appunto che è andato esaurito in pochissimo tempo e verrà ristampato, mi si dice, anche dalle edizioni Panini, questa versione dialettale in cui per esempio per Milano e dintorni si parla lombardo. Dico lombardo perché poi in realtà, come giustamente ha osservato anche in un suo post Max Ferrari, noi non abbiamo un Topolino in milanese puro, abbiamo un Topolino in una sorta di mélange, no? Tra milanese, bergamasco e bresciano. Certo, anche qui ovviamente storciamo il naso, e allora è chiaro che non si può sentire nella realtà un pota, vegni da ti, vegni chi, e non si può sentire perché è un misto fra bergamasco e milanese. E giustamente un ascoltatore bergamasco telefonava qualche giorno fa al nostro caro amico collega Sammy Varin e gli diceva: io voglio l'edizione pura bergamasca. Ma a volte anche diventa difficile riuscire da parte dei redattori di Topolino avere dei suggerimenti di esperti da questo punto di vista. Quindi è molto importante riuscire a mantenere una certa larghezza di vedute e magari inconsciamente contribuire, seppur in maniera confusa ed errata, alla famosa coinè lombarda, cioè la coinè di tutte le realtà dialettali lombarde. Ma poi il fatto che sia uscito anche perfino a Catania in versione catanese, sia andato esaurito, che cosa ci dice? Ci dice che l'Italia vera, questo ci riempie di gioia, l'Italia vera, l'Italia profonda, l'Italia autentica continua anche a parlare con grande piacere, con grande goduria il proprio registro linguistico locale. Certo, abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di una lingua franca nazionale che ricalibri un
po' anche su Firenze e non su Roma l'insieme delle parlate, ma abbiamo anche bisogno di un rispetto reale, proprio secondo le logiche e le regole del federalismo, di tutte le varie regionalità, che hanno una loro vita propria, che hanno una loro cultura autentica, che hanno, ci arriveremo presto anche in questa trasmissione con l'angolo dedicato al pensiero leghista spiegato al popolo, come io ho chiamato quella rubrica, ma abbiate soltanto un po' di pazienza, e ci arriveremo ripartendo dai massimi, quasi dai massimi sistemi. Però ecco, l'idea che c'è stata, che è stata una sfida di portare Topolino dentro le viscere del popolo, ma anche poi tutto quello che è successo appunto come esaurimento copie, addirittura si parla di Topolini in lombardo rivenduti a 130 euro, quindi per riuscire insomma in qualche modo a fare affari, e tutto questo ci riempie di grande gioia. Non siamo degli esclusivisti, non siamo mai stati, per la cultura popolare è aperta, non è chiusa, se no non è cultura popolare, se no è retriva concezione di tipo xenofobo, e invece noi abbiamo un'idea completamente diversa, che è nella natura di questa radio libertà, libertà. Ecco, detto questo, appunto, io mi auguro che ci sia poi una ricognizione anche della versione che è stata fatta, magari con qualche imprecisione, ma certamente sentir parlare Topolino, Paperino e Zio Paperone nelle nostre lingue locali è qualcosa che in qualche modo riesce anche perfino a uccidere quell'aura di americanismo, di anglosassonismo che ancora resiste all'interno del mondo fumettistico, perfino in Martin Mister del Castelli, e qui apriremo poi una voragine, perché lui, proprio Fausto Colombo, aveva capito che il fumetto era poi la chiave di volta nel secondo Novecento, oramai non più in maniera così esclusiva nel secondo Novecento, per entrare nel cuore della cultura popolare. Poi sulla questione, appunto, lo dico con pacatezza, del rilancio del latino nelle scuole medie, io personalmente non sono d'accordo. Perché? Perché appunto rischiamo di essere risucchiati proprio da quella segregazione nei confronti della cultura popolare, che vuole esercitare un certo tipo di cultura dotta, oltretutto fondata ancora su Roma e non su Firenze. Ma è un discorso che adesso va preparato con più calma. Allora, Grand Hotel, la rivista Grand Hotel resiste, riesce ancora a vendere un bel po' di copie. Quindi abbiamo davanti un numero, uno degli ultimi numeri, con la faccia inquieta di Carolina di Monaco e appunto il sottotitolo: suo marito Ernst, è vero, voi sapete il mitico Hannover che lei ha sposato anni fa, sta molto male, ma lei non versa una lacrima. Altre notizie di questo numero: Brad Pitt e Angelina Jolie divorziano perché lui si risposa. Il protagonista ci racconta tutto sulla nuova soap, e qui il riferimento è alle leggi del cuore. Ecco, certo, attenzione, io non sto dicendo di seguire soltanto questa nuova cultura popolare che è basata anche sulle soap opera, però io personalmente, ma io non voglio mica far schifo a me stesso, non voglio negare quelle cose. Io tra un libro e l'altro di Kant, Hegel e Miglio
mi riguardo una telenovela degli anni 90, no? Ma perché no? Qual è il problema? Vogliamo ancora stabilire degli steccati nel 2025? Stabiliamo ancora degli steccati? Non vogliamo capire che questa nostra intelligenza, questo nostro cranio dorato che abbiamo in testa, per il mio caso ormai argentato, ecco, che abbiamo in testa ci permette comunque di passare comodamente dalla cultura dotta alla cultura popolare? Ecco, quindi non creiamo steccati, l'abbiamo detto. E Grand Hotel è famosa soprattutto, oltre che per queste notizie, per quello che viene chiamato fotoromanzo. Pensate che adesso il fotoromanzo recupera molti soggetti di fortuna televisiva come Caterina Balivo, che è diventata un po' la star più popolare di un certo tipo di pubblico. Ora, io so benissimo che anche la televisione sta tramontando, perché siamo nell'era dei social, ma voglio dire, come ho scritto nel promo di oggi, voglio dire una cosa molto importante. Esistono dei social rosa dove appunto si raccontano da TikTok a tutti gli altri che conosciamo, Facebook, Instagram, delle storie d'amore. Lasciamo perdere il sesso, delle storie d'amore in maniera anche melensa, in maniera un po' farlocca, ma riesce a resistere lo stesso. Lo dicevo all'inizio della trasmissione, tutto si sedimenta, no? Tutto riesce a salvarsi nel tempo, riesce a resistere lo stesso e vende Grand Hotel grazie alla Caterina Balivo, che diventa protagonista di un fotoromanzo. E questi fotoromanzi sono ancora paradossalmente piacevoli, ve lo assicuro. A dopo il break. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Andrea, a te la linea. Benissimo, allora dovremmo avere in linea con grandissimo piacere Giorgio della libreria Tarantola di Sesto. Pronto Giorgio? Sì, buongiorno a tutti voi. Fantastico. Allora, noi siamo qui oggi per parlare all'interno di Cultura Popolare, una trasmissione appunto che è dedicata a una visione ampia, ma anche all'utenza della cultura, nel senso del rapporto che esiste fra il mondo editoriale e il mondo di chi legge veramente le cose. E abbiamo veramente un ospite d'eccezione perché è l'erede più prestigioso di tutta una lunga storia familiare e comunque insomma di gruppo e di associazione, che è quello dei Tarantola. Allora, parliamo col responsabile chiaramente della libreria bellissima, devo dire, la libreria di Sesto San Giovanni, libreria Tarantola. Allora, Giorgio, da dove vogliamo iniziare? Da una breve storia un po' dei Tarantola, che partendo dalla Lunigiana sono diventati tra i librai più famosi d'Europa. Giorgio, a lei la parola. Volentieri, grazie. La storia dei Tarantola inizia nel 1859, o perlomeno il primo documento scritto che ricorda la presenza di un tarantola risale a quella data, che è il documento di Maria Luisa di Borbone,
che autorizzava Francesco Tarantola a fare il venditore di libri. Quindi sicuramente parte dal 1859, probabilmente anche prima perché non abbiamo documenti antecedenti, però sicuramente dal 1859 la mia famiglia fa questo lavoro. All'epoca lo facevano come librai itineranti, cioè partivano dalla Lunigiana, mettevano sul carro i libri e venivano a venderli nelle città del nord Italia. Si dividevano le zone per non farsi concorrenza fra di loro, c'era chi andava a Milano, chi a Bergamo, chi a Udine, chi a Venezia. Infatti c'erano all'inizio del Novecento tante librerie Tarantola indipendenti una dall'altra nel nord Italia, poi poco alla volta da librai itineranti avevano iniziato a mettere le prime bancarelle all'inizio del Novecento, poi intorno agli anni 20 hanno comprato le prime librerie e da lì sono diventati librai fissi nei negozi. Una curiosità divertente che posso ricordare è proprio questa, sull'origine delle bancarelle dei Tarantola. Il premio Bancarella, che nasce proprio a Pontaremole alla fine degli anni 50, nasce per volontà di alcuni librai di origine pontaremolese, come il mio nonno e altri, che poiché non tornavano più al paese, perché avevano smesso di fare librai itineranti, avevano inventato un premio per avere il pretesto di tornare una volta all'anno al loro paese d'origine, e lo chiamavano proprio Premio Bancarella in onore delle prime bancarelle che all'inizio del secolo avevano messo in giro per le città del nord Italia. Questa è rapidamente un po' la storia dei librai pontaremolesi dei Tarantola. Cioè, tra l'altro, appunto, il premio Bancarella è il più popolare dei premi rispetto, non so, al premio Viareggio, no, al Campiello, proprio perché l'utenza è vastissima e assegna un premio a chi è riuscito a far breccia nel cuore della gente comune, ecco, non dei saputelli, uso questa perifrasi. Dunque, esatto, non le librerie, quante librerie Tarantola sono rimaste concretamente in Italia? Scusi, perché i nostri ascoltatori magari non hanno tutti conosciuto queste librerie, che io vi raccomando, ma comunque quante ne sono rimaste, Giorgio? Allora, all'inizio del Novecento ce n'erano oltre 50. E adesso, secondo me, sono 4 o 5 a Belluno, gestita direttamente da Tarantola, poi a Udine, che però non è più in mano a un Tarantola, è diventata una libreria di catena, e poi forse basta, perché credo che sicuramente sono rimaste, credo, 3 con il nome Tarantola, sebbene siano tutti indipendenti l'una dall'altra, c'erano parenti che facevano questo lavoro e ognuno faceva il libraio. Ecco, ce n'era una in via Meravigli, no? Se non erro, fino a qualche tempo fa a Milano, no? Era il fratello di mio nonno che l'aveva lì. Benissimo. Adesso appunto nell'area ambrosiana abbiamo la vostra meravigliosa libreria Tarantola, che tra l'altro chi arriva per esempio dal centro di Milano, oppure chi arriva da Monza da nord, ce l'ha proprio sopra l'uscita della metropolitana Sesto Rodò, quindi è comodissima, è veramente comodissima, perché uno non sbaglia, la vede a chiare lettere naturalmente, è luminosa, devo dire, è piena di libri che sono alla page, nel senso che sono fra i più venduti del momento, ma anche tante altre cose. Ecco, ci vuole illustrare, Giorgio, un po' l'impostazione che lei ha dato alla libreria di Sesto? Sì, viaggia su molteplici binari, perché io credo che la libreria, lo svolgimento della libreria lo faccia sì il libraio, ma deve farsi anche guidare dai suoi lettori, quindi non posso andare contro quello che è il mercato, devo assecondarlo, e poi assecondando il mercato posso anche permettermi di fare delle proposte magari che piacciono a me, però prevalentemente devo cercare di assecondare i gusti dei clienti. Quello che faccio è tendenzialmente la libreria viene divisa in due, cioè c'è una parte di novità dove escono, dove ovviamente teniamo tutte le più grandi novità, le novità più importanti e non solo, e poi invece una parte ricca di catalogo dove cerco di tenere un po' tutto quello che costituisce il patrimonio librario di una libreria, un po' quelle ricerche, quelle scoperte che si fanno entrando in libreria, che il cliente trova non sapendo neanche di cercarla, ma quando la vede rimane rapito. È un po' questo il lavoro del librario, cioè quello di fare delle associazioni, dei percorsi di associazione mentale, di curiosità per il cliente, che entrando, cercando una certa cosa, poi dopo ne trova un'altra.
Assolutamente. Tra le altre cose, nel piano superiore ho trovato una sezione dedicata, per chi è interessato, a Milano e alla Lombardia, con tantissime belle cose proprio ricche, riguardanti la storiografia, le lingue locali, la cultura specifica identitaria. Quindi c'è anche questo nella vostra libreria. Poi ho il piano terra, che è quello più direttamente commestibile, presenta alcuni banconi dedicati proprio alle ultime novità, narrativa sia italiana che straniera, di saggistica, storica, culturale, politica, e tante altre novità che sono tutte stimolanti e interessanti. Tra l'altro, anche nella stagione invernale, fuori, devo dire ai nostri ascoltatori che fuori della libreria ci sono delle bancarelle, è proprio il caso di dirlo, con dei libri di forte impatto popolare, che possono riguardare per esempio i ragazzi, anche le fiabe e le favole per ragazzi da una parte, le piccole enciclopedie. Sono cose che secondo me si trovano soltanto da voi, in quella maniera poi così chiara e visibile. E quindi veramente applausi. E poi Sì, dentro c'è la di tutto, bancarella perché uno va a cercare sia il repertorio magari degli anni 90-2000, sia appunto le ultime uscite. Ha qualcosa da aggiungere su questo, sul piano terra in particolare, dove voi siete lì sempre pronti a dare consigli, a seguire il cliente, senza mai come dire, invadere il campo, perché siete di una discrezione, no, devo no. dire, eccezionale. Ecco, prego, No, Giorgio. proprio cerchiamo di tenere proprio questo giusto equilibrio tra la novità, tra il bestseller, ma anche tra il libro di nicchia, di ricerca. Quindi cerchiamo proprio al piano terra di mantenere un doppio equilibrio su questi due livelli. E invece per quanto riguarda le bancarelle di cui ne parlava lei, è proprio un ricordo, un ritorno alle nostre origini, alle nostre tradizioni, che però sono un ottimo veicolo di vendita, di proposta di libro al pubblico, perché entrare nella porta di un negozio vuol dire vincere una piccola fatica, mentre invece le bancarelle messe sotto i portici lungo la strada, i clienti si trovano a inciampare nel libro e intanto che passano fanno delle scoperte nuove. Certamente, mi permetto una battuta: la libreria è adiacente a una farmacia, qualora avesse bisogno, dopo aver comprato, che non si riesce a resistere, una bella montagna di libri, di un ansiolitico per evitare una crisi da antitaccagneria, diciamo. Ma sono soldi ben spesi, Giorgio, perché i libri che ci sono da voi è anche difficile a volte trovarli altrove in quella maniera, no? E poi, dopo tutto, i consigli suoi e di suo papà sono sempre azzeccatissimi, devo dire, ecco, azzeccatissimi, perché danno la misura della vostra cultura, della vostra capacità di comunicare, di valutare anche il cliente stesso. Tra l'altro, ultimamente ho visto una sacrosanta pubblicità di Claudio Bisio, appunto, il notissimo attore, presentatore di Zelig, vero, di origine alessandrina, ma oramai mi sembra incistato come vita a Milano, che vi consiglia in maniera calda. Penso che Bisio sia una persona comunque di cultura, anche, che ha capito che è importante la liaison, come dicevo prima, tra cultura dotta e cultura popolare, e questo sicuramente vi fa onore. Giorgio, sì, certo, davvero. La libreria è diventata un punto di incontro tra autori e clienti, perché ospitiamo ogni settimana degli incontri con personaggi celeberrimi nel loro campo, spaziando dai premi letterari più sofisticati, dal vincitore del premio Campiello a Strega, agli scrittori come Bisio di Evasione, a primi ministri come Mario Monti o Franco Baresi, che è venuto a presentare il loro libro. È diventato un luogo di incontro tra l'autore e il lettore, spaziando a 360 gradi in ogni ambito della possibilità della scrittura. Assolutamente. Ricordo tra l'altro che proprio a Sesto abitano un sacco di giornalisti, anche di scrittori, ma soprattutto giornalisti, e questo ha sempre onorato Sesto
al di là delle tradizioni che adesso uno potrebbe vedere anche in una forma politica, ma qui la politica non ci interessa, ma voglio dire, Sesto è anche una città della cultura, questo lo è diventato nella misura in cui Milano ha perso quell'esclusività del patrimonio centrale della città, tant'è vero che dico io una battuta, che le città, che le case anche diciamo fuori dal centro cominciano a costare tanto, non è da ridere la faccenda, ma voglio dire, non voglio collegare per forza mondi diversi, però ogni cosa ha la sua ragione. Quindi Libreria Tarantola, appena fuori uno alza la testa, la vede subito, e lì è impossibile resistere per chi abbia un minimo, ma non di cultura, di sensibilità nei confronti della comunicazione, dell'apprendimento. È impossibile resistere alla tentazione di entrare. Ci sono anche il personale, tutto, devo dire, lo dico proprio sinceramente, se no non sarebbe nata l'idea di questa telefonata, di questa intervista. Il personale anche femminile è di una dolcezza e di una disponibilità che è straordinaria, e quindi io invito caldamente, veramente, ma lo dico proprio senza nessun interesse, guarda, cioè, la gente pensa chissà che cosa, no, io sono un clerico vagante che vaga nei posti, certo la Lombardia ci abito, quindi è difficile che io conosca perfettamente le altre regioni, però sono un clerico vagante perché vado dove penso che ci sia sinceramente la cultura e la comunicazione migliore. Quindi io dico, prendete la metro, se no un bel taxi, che tanto non guasta mai ogni tanto parlare con dei conducenti anche di taxi, e arrivate lì a Sesto Rondò, comodamente. C'è perfino un parcheggio sotterraneo che è straordinario, a prezzi modici, che permettono appunto di stazionare lì tutto il tempo che serve per entrare con calma in libreria e comprare quello che necessita, oppure ascoltare le conferenze, che appunto, che ci sono dei giorni prefissati, scusi Giorgio, per le conferenze di quegli autori che ha detto, no, autrici. non ci sono giorni prefissati, vengono stabiliti in base all'opportunità della presenza milanese dell'autore, in base alla disponibilità dell'autore, quindi non ci sono giorni. Vi comunichiamo tramite le nostre pagine social, che sono Libreria Tarantola Sesto, sia su Instagram che su Facebook, e attraverso questa comunicazione, poi anche attraverso mailing list e manifesti o inviti in libreria, vi comunichiamo di volta in volta con un anticipo di un paio di settimane. Benissimo. Ecco, una domanda adesso che esula, diciamo, dal diretto argomento, ma come vede lei, Giorgio, avendo un'esperienza straordinaria in questo settore, il mondo dell'editoria oggi, cioè soprattutto del libro di carta, di fronte al boom dei social, del virtuale, dell'intelligenza artificiale e di ogni altra realtà? Resiste bene, secondo lei, Giorgio, questo mondo a cui siamo affezionati? Il mondo del libro di carta è sicuramente molto solido, molto di più di quanto si creda o si dica. Il fatturato del libro cartaceo è circa 1,6 miliardi, esclusa la scolastica, quindi è un fatturato direi importante, che è addirittura il primo fatturato di intrattenimento culturale in Italia, considerando libri, musica e cinema, quindi sicuramente la vendita di libri cartacei è importante. L'ebook non ha trovato quello spazio che si pensava trovasse, cioè subito si pensava che il libro di carta avrebbe fatto la stessa fine dei supporti fisici dei dischi, cosa invece che non è assolutamente avvenuta per mille motivi. A me piace ricordare quando parlavo con Umberto Eco, al quale avevano chiesto anni fa cosa pensasse del libro digitale, e lui ha fatto questo esempio. Aveva detto: facciamo finta che il mondo sia il contrario, che fino adesso ci sia stato un dispositivo elettronico, noi dal 500 avessimo letto fino ad ora solo attraverso il libro digitale, il libro elettronico. Poi arriva un'invenzione che è un libro di carta, che rispetto al libro elettronico ha questi incredibili vantaggi: lo posso prestare, mi può cadere e non si rompe, posso tenerlo acceso per decenni, per secoli, e non si spegne, cambia i sistemi operativi ma posso continuarlo a leggere. Allora Eco diceva: qual è la grande invenzione? Il libro elettronico o il libro di carta?
ed effettivamente dopo un piccolo boom del libro elettronico il rapporto vendite cartaceo elettronico è sempre molto alto e molto spostato verso il libro di carta. Poi sicuramente vendere libri è un'impresa che è di forte concorrenza, perché i libri li vendono non soltanto le librerie, ma lo vendono alla grande distribuzione, lo vendono online, quindi c'è una grande concorrenza e la libreria ha il vantaggio di essere specializzata, ha il vantaggio di poter essere un luogo di incontro tra autori e i lettori, ha il vantaggio di avere del personale che può in qualche modo guidare in una scelta che appare infinita. Quindi io ad ogni modo lo vedo sia il mondo del libro che quello delle librerie, lo vedo positivamente. Ecco, una domanda adesso tecnica. Anche gli audiolibri non sono riusciti a sfondare, vero, in Italia, penso, Giorgio, no? Gli audiolibri, proprio non quelli elettronici, dico quelli che si ascoltano e basta, mi sembra che non riescano, no? O sbaglio? Ma allora, in questo momento, infatti, gli audiolibri stanno crescendo di più dei libri elettronici, però credo che ad ogni modo si rivolgano a un pubblico diverso, che è il pubblico magari di chi viaggia molto in macchina, di chi magari li ascolta mentre fa altre cose. E quindi penso più a un allargamento dei lettori piuttosto che a una sostituzione. Certo, e se lei dovesse dare un consiglio, diciamo un consiglio adesso, non è che voglio dire, né io né lei possiamo decidere le sorti dell'editoria italiana, che cosa manca? Cerchiamo di essere non critici, no, ma un attimino perplessi rispetto, una volta per il bene di tutti, che cosa manca all'editoria italiana, secondo lei, sulla base della sua esperienza, per riuscire a vendere di più? Non dico vendere materialmente, insomma, conquistare il cuore dei lettori. Che cosa potrebbe fare di più attualmente l'editoria, sia come case maggiori che case minori, e ce ne sono tanti, per riuscire a sedurre un uomo o una donna del primo quarto di secolo finito e strafinito di questo XXI secolo? Cosa si potrebbe fare, Giorgio? Io penso che l'editoria italiana faccia già tanto e a livello mondiale sia un'ottima editoria. Credo che per vendere di più dobbiamo penetrare di più all'interno dobbiamo aumentare la massa critica di lettori, e questo io penso che lo si possa fare uscendo da quei luoghi comuni per cui per leggere bene bisogna leggere soltanto certi libri di un certo impegno culturale. Io credo che il libro sia un contenitore di contenuti e può essere sia impegno che disimpegno, può essere evasione, può essere studio. Non bisogna avere quello snobismo intellettuale per cui soltanto si devono leggere un certo tipo di libri, che poi è quello che allontana la lettura, ci si avvicina per la prima volta, perché leggere richiede fatica, è un percorso di apprendimento, cioè la lettura si apprende come leggere, perché bisogna fare una situazione mentale, e quindi bisogna iniziare sicuramente dalle cose più vicine a noi, più vicine al lettore, più facili, e poi poco alla volta si può crescere. Mentre invece spesso c'è l'abitudine di dire se vuoi leggere un libro devi iniziare da questo, ma spesso si inizia da libri troppo difficili. Certamente, e i giovani soprattutto, perché io sono stato insegnante, adesso sono in pensione, ho visto così i cambiamenti degli ultimi anni, il giovane che è affascinato da questo mondo dell'antilibro, questo termine, cosa si può fare per questo benedetto giovane? Per un ragazzo di 18-20 anni, così intendo, quindi alla fine anche della traiettoria scolastica o all'inizio dell'università, perché poi l'università specializza, quindi chiaramente dà una certa tirata nella direzione delle cose che interessano di più, però bisogna essere sempre curiosi su tutto, no? E in particolare lei ha un suggerimento più specifico per i giovani o vale lo stesso discorso? No, su me vale lo stesso, e la cosa bizzarra è che i bambini leggono tantissimo, cioè la fascia di età da 0 a 8 anni è vendutissima. Poi più crescono, più c'è un leggero allontanamento dalla lettura, che però penso che sia anche comprensibile, perché più si cresce, più si hanno altri stimoli, poiché la lettura è competitiva rispetto al tempo. Se io impiego il tempo per altre cose non ho più tempo per leggere.
e quindi penso che nella parte dell'adolescenza, che la parte delle maggiori scoperte, probabilmente si impiega il tempo anche su altre cose, e poi dopo però vedo che c'è un ritorno dopo i 25 anni, dopo quando si è finito di studiare, forse anche perché chi studia da mattina a sera cerca un momento di evasione magari anche lontano dalla lettura che lo tiene impegnato tutto il giorno. Quindi una ricetta precisa non ce l'ho, però penso che sia questione proprio di abitudini e di curiosità personale. Certamente. Allora, grazie infinite. Io con tutta sincerità, lei lo sa benissimo che non ho nessun interesse, proprio vivo di emozioni, è la mia esistenza. E dico, andate, se ancora non l'avete scoperto, è facilissimo arrivarci, l'ho detto, alla libreria Tarantola di Sesto San Giovanni, nel centro esatto della Sesto Nuova. Poi naturalmente al di là della ferrovia c'è anche la Sesto Vecchia, però la Sesto Nuova è anche più abbordabile dal punto di vista proprio dei trasporti, eccetera. Quindi subito lì la possibilità, senza cincischiare verso altre zone della città che sono anche magari più difficilmente raggiungibili attraverso i mezzi, eccetera, eccetera. Quindi il milanese, e poi il milanese che è anche figlio di altre civiltà, di altre culture, sia ben chiaro, ma arriva abitando a Milano, no? Vuole comunque scoprire un tesoro, venga a Sesto Rondò alla libreria Tarantola, incontrerà delle persone, non soltanto dei robot, visto che siamo in tempi di intelligenza artificiale, ne vedremo sicuramente delle belle. Grazie Giorgio, grazie di esistere, a risentirsi, assolutamente, e arrivederci. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Qui concludiamo la trasmissione con un richiamo a un libro, perché mi era stato richiesto da alcuni ascoltatori. Avevo parlato della zona dei Navigli, e il libro più stimolante in questo momento, che costa anche poco, perché poi alla fine cultura popolare è anche questo, no? È il non spendere tanto, è il non vedersi la saccoccia svuotata, è quello di Giancarlo Bosini, I Navigli di Milano, dalle origini alla possibile riapertura, edizione Macchione. È un libro che veramente costa soltanto 15 euro, ma l'avevo già citato, adesso appunto è così sintetico ma efficace, ecco, dalle origini alla possibile riapertura, perché poi si parla anche di questo, e voglio vedere in futuro se, sottolineo se, si riaprissero i Navigli in una certa lunghezza, magari non totalmente, che cosa accadrebbe alla cultura popolare milanese. Ecco, io non ho idee preconcette da questo punto di vista, so benissimo quali sono i problemi economici, ecologici della riapertura dei Navigli, però mi chiedo se poi alla fine tutto questo non riesca anche a trainare una nuova cultura popolare di Milano, no? Che è in grado di parlare senza la frenesia delle auto e del commercio fine a se stesso. Giancarlo Bosini, Navigli di Milano, Macchione, come sapete è una bellissima, famosissima casa editrice varesina, che però si presta anche a queste soluzioni. Tra l'altro c'è un apparato fotografico pure in bianco e nero ma eccezionale, che ci racconta proprio veramente tutto quello che vogliamo sapere sui Navigli. Siamo alla fine. Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci.